Due problematiche strutturali nei condotti di scolo che da Corso Garibaldi arrivano al porto non permettono il corretto deflusso delle acque piovane, con la conseguenza, nel peggiore dei casi, di allagamenti durante i fenomeni temporaleschi. Nella zona del porto, in un box, una occlusione e una diminuzione della sezione del canale del 50% di passaggio. Questo è una problematica trovata molto importante, perché oltre a confluire il canale di Corso Garibaldi arriva anche quello primario di Piazza Roma. Poi proseguendo invece verso monte, sempre con le videoispezioni e i controlli, abbiamo sotto, dal dopolavoro, vicino alla ferrovia, e sotto abbiamo riscontrato un vorto crollato, il quale è stato rimosso e messo in sicurezza anche tutto il materiale che era depositato sul fondo del canale. Abbiamo trovato anche una tubazione di fognatura dismessa, anche questa abbandonata, anche questa è stata rimossa e messa in sicurezza. Proseguendo poi verso l'incrocio di Corso Sarotti e Corso Garibaldi, lì in origine i canali che portavano via le acque piovane erano due. Ora, quello di Corso Garibaldi, al centro di Corso Garibaldi, è ancora quello esistente e funzionante, che anche lì abbiamo messo parecchie diciamo, bocchette di ispezione e l'abbiamo controllato. Quello invece sul retro di Corso Garibaldi, causa l'autorizzazione che avevano dato negli anni 70 per la costruzione di un'autorimessa, questo è stato praticamente creato un sifone che ad oggi è completamente otturato. In particolare, la problematica dell'autorimessa tra via Garibaldi e via Sarotti è quella che causa gli allagamenti in via Rivarola, su cui l'amministrazione sta lavorando insieme ad Irene e Ato per la progettazione di nuovi condotti alternativi. Per quanto riguarda il porto, il comune ha già finanziato la gara per la progettazione di una deviazione del canale, che garantisca la massima portata delle acque.